Sui tempi biblici della discussione sulla sanità in Consiglio regionale intervengono i tre sindacati confederali con una nota congiunta che invita le opposizioni a cessare l'ostruzionismo e lavorare insieme per concludere il percorso della riforma. Siamo convinti che sia necessario approvare questo provvedimento in tempi brevi, chiedono i tre segretari regionali del lavoro pubblico di CGIL, CISL e UIL. Non è possibile che a 3 mesi dalla scadenza dei commissariamenti non ci sia ancora certezza sul futuro delle ULSS del Veneto. Come categorie temiamo un cortocircuito del sistema. Il Consiglio regionale del Veneto si sta assumendo una responsabilità grave di fronte ai cittadini e ai lavoratori perché stiamo assistendo a una discussione che rischia di avere più a che fare con i collegi elettorali che con la salute dei cittadini. L'attuale situazione prevede 9 ULSS, ricordano i sindacati. Continuare a discutere di questo allontana le istituzioni dal territorio. Tutte le forze politiche in campagna elettorale hanno sostenuto l'esigenza di una riduzione del numero delle ULSS e per questo riteniamo indispensabile che si parli di altri numeri, per esempio quelli delle prestazioni, dei tempi delle liste d'attesa e del fabbisogno di personale. I risparmi derivanti dalla riorganizzazione del sistema sociosanitario devono essere investiti per migliorare questi aspetti. Chiediamo che si superi la polemica politica, concludono CGIL, CISL e UIL, e si apra una seria e vera discussione sul sistema sociosanitario. Invitiamo le forze politiche ad aprire un vero confronto lanciando gli stati generali della sanità veneta, così da coinvolgere gli operatori, i professionisti e tutti i cittadini.